Capitano mio, vado giù, non è blu questo mare, non è blu. Tra rifiuti, pesce, cani ed SOS. Sto fogliando. Se vuole ti farò volare fino al tuo mondo. Io ti porterò dove torna la luna. Porteremo le stelle più belle, ma noi brilleremo di più. Dammi le mani, balliamo, mani latte andiamo, come pazzi mangiamo. Se la palla per me, stiamo stiamo. Gallardo! Enzo Gallardo! E di tanta brutta gente, siamo delfini, è un gioco da bambini, ma ehi, capitano mio, c'è una sirena, dice che mi ama, forse non lo so. Lo saprai, se anche tu l'amerai, non ci si nega mai, chi dice sì, sì, sai che c'è, non ce ne frega niente, sirena o no, noi ci innamoriamo sempre. È una tappa di un cammino che dura, mi dicono, 40 anni, questo di Giovani in Festa, nei vari comuni della diocesi, e quest'anno si è proposto, si è scelto Lampedusa. Intanto uno dei comuni che ancora non era stato coinvolto in questo cammino dei giovani. E quindi è coinciso un po' il 40°, l'anno giubilare in corso, e poi eravamo certi di questo tempo meraviglioso. Questa è stata la prima visita di Papa Francesco per questo dramma, per questo grido che si alza dal Mediterraneo, e ha voluto con quella visita nel 2013, no? Abbiamo ricordato per il decennale qui a Lampedusa, ha voluto portare l'attenzione su questo dramma che si sta svolgendo
si sta svolgendo e quindi ci stava questo Giovani in Festa qui a Lampedusa, ci stava portare questi giovani, 1 migliaio più o meno. Era una bella festa, piena di giovani, piena di energia, piena di animazione, un evento molto atteso, sta coinvolgendo tutta la popolazione e sono sicuro che riuscirà in maniera ottimale. La tappa di Papa Francesco ed è il primo in 40 anni di Giovani in Festa, è la prima volta insomma, che si fa qua sull'isola e ringraziamo insomma, la diocesi, il nostro vescovo per aver comunque consentito che si potesse svolgere. L'isola invasa di forza vitale, di giovani e di gioventù, per cui cosa più bella non poteva esserci. Evviva Giovani in Festa 2025, grazie Don Alessandro, grazie Sindaco, grazie per una testimonianza di fede, di ricerca di fede all'insegna della libertà. E che la libertà è una faccenda seria, no? E che il Vangelo rende liberi. Magari non tutti lo si comprende, ma piano piano bisogna, buongiorno, bisogna proporre, bisogna presentare questo Gesù, morto e risorto per me e per te e per tutti. Buona festa, grazie. Che possa essere Rosaricci oppure Ciromanette, ognuno in qualche maniera ha scelto, magari Cardiotrap o Micciarella, ognuno ha scelto quello che in qualche maniera delle storie vive, che hanno un comune denominatore, ed è quello Cazzolino di Rabbia. Sono tutte storie che hanno qualcosa in comune. Mi aiutate a trovare qual è questo? E si lasciò ingannare dalle parole suadenti del maligno. Le sue parole fecero breccia nel cuore della prima umanità. Si trascinarono l'un con l'altro e cominciarono a guardarsi intorno e nascondersi da Dio, se la loro scelta, e non era contento della loro vita. Promise che sarebbe nata una nuova stirpe, che avrebbe sconfitto con le stesse... Alessandro aspetta il fondo. No, vabbè. La notte ci sorprende.
tramonterà, il sole all'alba presto tornerà, cammineremo a libertà. Massimo. Tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno annega. Ehi, capitano mio, vado giù, non è blu questo mare, non è blu. Tra rifiuti, pesce, cani ed SOS, vado alla deriva, sto affogando. Questo fiume di giovani, questa marea umana di giovani, oltre 1000 persone, insomma, uniti con i nostri, che si sono recati presso la Porta d'Europa. L'intervento di un piccolo arrivato qui a Lampedusa, che è stato adottato da una famiglia di Favara, credo, è stato molto emozionante. Anche le parole del nostro vescovo, insomma, bello. Finalmente è arrivato un'altra vita. Voi loro l'ha portato qua, dato vestito, un braccio. Dopo è stato 15 giorni qua, ho detto vuoi andare in famiglia. È stato anche in comunità dove è arrivato un'altra famiglia. Questo, 1, 2. Attraversando questa porta ricordate le sue parole. In un bicchiere sai nuotare come me, più di me. Ce la fai se lo vuoi, sì che puoi. Prendi fiato e vai che ce la fai. Certamente avete dormito tutti. Buon inizio a tutti. Dei pescecani e di tanta brutta gente. Siamo delfini, è un gioco da bambini il mare. Ehi, capitano mio, c'è una sirena, dice che mi ama. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, credo che sia un evento più unico che raro, perché dopo 40 anni di attesa
anche i giovani di Lampedusa hanno voluto gustare e godere di questo avvenimento diocesano che si è tenuto qua. Lampedusa è conosciuta ormai da tutti per il fenomeno dell'accoglienza, ma non solo dei migranti, ma anche dell'accoglienza in genere. Qui è stata come una sfida, una scommessa, dove si ci è creduto insieme al Vescovo e tutto è stato reso possibile. Attorno all'Eucaristia, al suo corpo, facciamo uno appoggiato agli alberi, si addormenta, va bene lo stesso, capitava a Gesù pure questo fatto, no? Che mentre lui parlava, quelli si addormentavano, Quindi va bene, il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Quando sono arrivati la carovana, chiamiamola così, con le persone, con i ragazzi, c'era un altrettanto gruppetto di migranti che si dovevano imbarcare. Poi è stata toccante la testimonianza del piccolo, non mi ricordo il nome, che ha fatto alla Porta d'Europa. Credo che il messaggio, la preghiera siano di un segno di accoglienza che da qua, da Lampedusa, possa arrivare un po' da tutte le parti del mondo. Come una pioggerella leggera su tutti noi, su tutti coloro che... Il bene, questa grande pioggia di misericordia. E perché? Facciamo uso un termine, un esame di coscienza. Sia l'opera sua, alleluia, 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 alleluia. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Sui nostri deserti scenderai, scorrerai l'amore di giustizia sarai e spade d'arami forgerai. È andato tutto bene, è riuscito tutto alla grande. Ieri sera abbiamo concluso appunto con lo spettacolo che si è svolto in piazza. C'è stata un'alta partecipazione anche appunto di persone del posto, dei nostri giovani, questi incontri appunto dei giovani della provincia che si sono incontrati con i nostri. Questa mattina abbiamo iniziato qui in questo luogo che è molto particolare, molto suggestivo, una piccola oasi di pace, questo santuario che si trova all'interno di questa zona verde.
dopodiché ci sposteremo in piazza e ci avviamo insomma verso la chiusura della manifestazione. Io ci sto e domani non lavoro, quindi ce ne stiamo distesi, sopra soldi già spesi, colazioni francesi. Orgoglioso insomma come sindaco dell'approccio, della disponibilità, del supporto che hanno dato tutte le famiglie di Lampedusa, le associazioni di volontariato di Lampedusa, gli imprenditori di Lampedusa, così come anche tutti gli enti, la parrocchia, la Croce Rossa, la Protezione Civile, insomma una giusta collaborazione che ha portato all'ottima riuscita della manifestazione. Un po' come siciliani, ce l'abbiamo nel DNA, però Lampedusa forse ha vissuto qualcosa che altri posti per forza di cose non vivono e ci ha portati insomma ad avere quel surplus in più di accoglienza. Grazie. Il Giovani in Festa, la 41esima edizione del Giovani in Festa. Il 1° maggio 2026 sarà ospitato dalla comunità di 1, 2, no, non lo diciamo. Sarà ospitato dalla comunità di Canicati. La comunità di Canicati riceve la croce. Sai che c'è, è un gioco da bambini, il mare.